Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Alla riga Monticeppi si affrontano la formazione del Lecco e la Juventus Under 23, una partita con vista quinto posto, vista posizioni di vertice nel girone A di Serie C, con il Lecco che vuole riscattare la sconfitta di Verona e anche la Juve che deve riscattare la sconfitta con la capolista Sud Tirol. Masini allarga a destra dove c'è Giudici, si porta la palla sul mancino, prova una prima conclusione molto morbida, nessun problema per Israel. La transizione del Lecco con Masini centrale, l'apertura per Ganz che prova la conclusione sul primo palo, palla sarebbe uscita, non si fida Israel, la blocca Petrovic, 25esimo, le finte del numero 10, prova a portarsi sul fondo, poi lo scarico per Buso, dentro il traversone di Buso, Israel si tuffa, tiro cross insidioso del numero 99 blu celeste, Lecco che rimane in avanti, rimessa laterale, Giudici, prova il cross Ganz anticipato da Israele, uscita provvidenziale, poi Iocolano da ex prova a far ripartire i suoi ma non c'è nulla. Qua però Iocolano si gira di prima intenzione sulla rimessa laterale, scaraventa il pallone alle spalle di Pissardo, incolpevole, con un po' di fortuna qui dopo il colpo di testa della difesa del Lecco, mette in movimento Iocolano, Simone Iocolano realizza il gol dell'ex a gennaio, il trasferimento da Lecco a Torino, quinto gol stagionale. Rivediamo la rimessa laterale lunga, va a vuoto Masini che può soltanto deviarla, poi Iocolano, bella la girata per il vantaggio della Juve, un po' dal nulla perché era il momento migliore del Lecco, la squadra di casa va sotto, Masini, Zeliak prova il traversone deviato, colpo di testa, poi arriva la conclusione ancora di Masini, alta. 34esimo Lecco che si fa preferire, ma è sotto di un gol. Buso cerca di portarsi la palla sul destro per il tiro a giro che è il suo tiro, morbido la deviazione della difesa, sarà calcio d'angolo. Qui ancora Lecco in avanti al 42esimo, non c'è fallo, recupera palla Buso, Petrovic la chiama, Petrovic dal nulla dai 25 metri scaraventa un destro violentissimo, sotto la traversa, l'intervento provvidenziale di Israel, calcio d'angolo, Giudici, dentro Ganz, perso colpevolmente dalla difesa della Juve, Simone Ganz, 13esimo centro stagionale, va sotto la Nord a esultare, gol del pareggio per il Lecco, meritato pareggio del Lecco al 43esimo, ma Ganz è sempre al posto giusto, al momento giusto. Un gol importante e bello anche quello di Simone Ganz che arringa la folla e i suoi tifosi sotto la Nord. E poi la grande esultanza, la gioia irrefrenabile di Ganz. Rivediamo, Giudici batte bene il colpo di testa, poi Ganz prende alle spalle due difensori della Juve, perdono la marcatura a zona quelli della Juve e Ganz non perdona. Ripresa a calcio di punizione di Iocolano, Brighenti prova la conclusione deviata con il destro, poi arriva a sinistro violentissimo di Palumbo che colpisce quasi in petto Pissardo che accuserà il colpo, poi però non ci saranno problemi per lui, rimessa laterale di Zeliak lunga, dentro il pallone, Giudici anticipato, rimane a terra un giocatore della Juve, 72esimo, Zeliak apre a destra per Battistini, Battistini cross, morbido, solissimo ancora Simone Ganz che realizza il gol del vantaggio del Lecco, completa la rimonta il Lecco, la completa Simone Ganz, splendido il cross di Battistini che rimane dopo il calcio d'angolo in avanti, scodella un cross perfetto il difensore centrale bluceleste e all'appuntamento c'è sempre Simone Ganz, 14 centri in campionato, perso però ancora una volta colpevolmente dalla difesa della Juve.
Giudici va fino in fondo a destra, cross dentro, attraversa tutta l'area, poi il colpo di testa di Battistini, morbido per Israel. Dall'altra parte 77esimo, rimessa laterale, la palla sfila Pissardo, poi danza sulla riga dell'area piccola, se la cava la difesa del Lecco che allontana. Palumbo, calcio di punizione, 83esimo, la Juve ci prova ma senza grande convinzione, un po' di stanchezza anche per la squadra di Zauli. Qui Pissardo allontana la minaccia. 88esimo, cambi che cambiano la fisionomia delle squadre. Basic finisce a terra ma si rialza il 14 blu celeste. Poi lo scarico per Morosini, palla alta in curva sud, oggi piena di bambini delle scuole calcio. 90esimo, 5 minuti di recupero, la Juve però non ce la fa più. Nepi, entrato per Petrovic, Nepi entra in area, si gira col diagonale che esce di un non nulla. Poteva essere il 3-1 per il Lecco. Masini porta la transizione, scarica a sinistra, Ganz l'1-2 ancora per Masini. La parata, poi Ganza, botta sicura, si vede parare da Israele, poi la seconda volta invece cicca il pallone. Non la chiude il Lecco, ma può finire così. Lecco vince 2-1 in rimonta sulla Juve ed è una vittoria importantissima per la squadra di Luciano De Paola, che ritrova così 3 punti, avvicina il quarto posto in classifica.